Parliamo della realizzazione del trono papale, ideato dal designer Stefano Borella in collaborazione con un gruppo di imprenditori del distretto della Sedia e della regione, data in dono a Papa Francesco per la celebrazione del 7 luglio a Trieste. Noi siamo in compagnia proprio del designer, del noto e famoso designer Stefano Borella, che ha realizzato proprio questo trono papale. Innanzitutto, da dove nasce l'idea di realizzare questa seduta papale per questo evento? Allora, l'idea è nata ancora nel 2017 e avevo proprio piacere di fare qualcosa e di realizzare qualcosa per il Santo Padre, perché mi è sempre piaciuto tanto e l'ho sempre ascoltato con grande piacere, e le cose che lui ci comunica e ci vuole dire sono cose che ti prendono sempre il cuore, perché riguarda quella sfera che è importante, quella dell'umanità, della pace, dei sentimenti e delle cose buone della vita. Per cui guardando e sentendo quello che dice, soprattutto sentendo ovviamente quello che dice, ho trovato in lui sempre una trasparenza nel comunicare, nel dire le cose, non aver paura di dire tante verità che normalmente vengono nascoste. E allora da lì mi è venuto in mente di creare questo trono realizzato con il plexi, tutto trasparente, che è un po' lo spirito del Santo Padre, la trasparenza, e che è quella che poi muove tutto l'universo dal punto di vista proprio cristiano, no? Cioè la trasparenza significa che siamo di fronte a Dio e di fronte a Lui non possiamo nascondere nulla. Da qui l'idea proprio di questo nome particolare che è stato dato a questa seduta, che quindi è realizzata in che maniera, in che modo? È stata realizzata da un'azienda friulana di Cassacco, la Minini, che tra l'altro è un caro amico Luciano, e che si sono messi a disposizione proprio per creare questo trono. E il materiale che è stato impiegato è il plexi. È un materiale molto bello che assomiglia al vetro e ha questa trasparenza, queste rifrazioni che poi proprio assomigliano molto al cristallo, al vetro. E dà l'idea appunto della sospensione, no? Per cui sembrerà che il Santo Padre sia sospeso un po' nell'aria. Diciamo che lei è un designer di fama mondiale, ha portato il nome della nostra regione in tutto il mondo, però credo che l'emozione di riuscire a realizzare una seduta per il Papa non sia un'emozione così da poco. Beh, è una grande emozione, però si lavora sempre con lo spirito di fare le cose per tutti e farle bene, dal Santo Padre all'ultimo. Ma è stato difficile per lei ideare, realizzare quest'opera, oppure le è venuta proprio dal cuore? No, è partito tutto dal cuore, è partito tutto velocemente. Io quando ho questa grande fortuna, forse un dono proprio divino, che quando progetto, a dire il vero non so nemmeno io da dove arriva, ma so che lo faccio velocemente, mi arriva immediatamente, è come se partisse una scintilla e quella poi metto in moto tutto quanto il resto. Però l'idea mi viene in mente subito e la metto subito giù. È stato lo stesso per il Santo Padre, mi è venuta questa idea della trasparenza, ho pensato al plexi e a farla galleggiare questa seduta ed è nata così, insomma. Elena Iuri, ci vuole raccontare come è nato questo progetto? Allora, innanzitutto io rappresento la City Advertising, che è l'agenzia di comunicazione e marketing che segue l'atelier Studio Borella e il designer Borella. Allora, diciamo che è nato in una maniera, così come si dice, no? Spontanea, perché quando il designer crea, poi spetta a noi come agenzia, nella nostra professionalità, a diffondere e a spingere affinché queste creazioni vengano poi apprezzate e diffuse sul territorio, anche per fare un discorso di valorizzazione del territorio, perché parliamo di opere. Il trono papale è un'opera di design e io specifico opera di design, non è una semplice seduta. E questa è una cosa che desidero sottolineare. Vabbè, il designer Borella era già da tempo che aveva questa voglia così di fare questa seduta per il Santo Padre,
e mi ha detto: senti, tu cosa dici, cosa ne pensi? Ho detto: beh, una splendida idea, dobbiamo certamente portarla a chi di dovere e vedere se viene apprezzata. Quindi io, con i contatti che avevo con la diocesi di Trieste, con la Santa Sede, ho detto: se vi fa piacere vi mandiamo questo progetto e facciamo in modo che magari diventi un progetto importante, il progetto per questo evento. È così importante tra l'altro anche per le diocesi e per i cattolici. E da lì è proprio partita la cosa, quindi abbiamo presentato il progetto in Santa Sede. La Santa Sede, tra l'altro, io vorrei raccontare così un piccolo aneddoto, se me lo permette Mayra, io lo farei. Noi ci trovavamo proprio ad Assisi, nella città della pace, nella città, non dimentichiamo, francescana. Siamo stati insigniti del premio Segni di Pace e mi arriva proprio il WhatsApp di conferma della Santa Sede. Abbiamo scelto di realizzare la seduta con voi, col designer Stefano Borella. È stata un'emozione molto molto grande. Devo dire che io, che non sono una che si emoziona particolarmente, mi sono emozionata e tuttora mi emoziona a raccontarlo. Il designer, che si emoziona di solito molto di più, in questo caso ho detto: bene, sono contento, pensiamo al prossimo progetto. Questo è un aneddoto per dire che già dalla nascita ci abbiamo messo veramente il cuore e l'anima. Poi, nato il progetto, abbiamo detto: vabbè, vediamo se magari c'è qualcuno, perché era bello fare un dono, donarlo, quindi non farlo diventare una semplice cosa commerciale, dire volete, ve lo facciamo. E ho detto: vediamolo come dono. Noi ci mettiamo il nostro, vediamo se riusciamo a coinvolgere degli imprenditori. In questo caso l'idea ovviamente era quella di utilizzare gli imprenditori, di domandare agli imprenditori del distretto. Il famoso distretto della sede del Manzanese. Il Manzanese. Beh, io devo dire con grande emozione che diversi imprenditori, anche di calibro importante, perché parliamo di Linea Fabbrica, parliamo di Caligaris, parliamo di Fornasaric, parliamo di Potocco, parliamo di Suma, cioè parliamo di imprenditori veramente di calibro che hanno fatto anche la storia proprio del distretto, cioè non ci hanno pensato un nanosecondo. Sì, lo facciamo. A questi poi si sono uniti anche altri imprenditori regionali, parliamo di Minini, che ovviamente non è del distretto, è di Cassacco, però ci ha messo del suo perché poi ha fatto la realizzazione. Parliamo di Diando Pubblicità, che comunque ha fatto il wrapping, che è una cosa speciale che dà questa luce, no, alla seduta. E quindi questi sono quelli. E poi Citafiera, che subito ha aderito a questo progetto perché si sono sentiti veramente coinvolti. Ed è diventato un lavoro di squadra. Noi abbiamo fatto un bellissimo lavoro di squadra dove ciascuno di noi ci ha messo il suo, ma la cosa bella è che ce l'ha messo proprio col cuore e con l'anima. Quindi è questo quello che vorrei che fosse effettivamente colto di questo progetto. Questi imprenditori, queste persone, questi cuori che hanno pulsato tutti insieme per fare un dono meraviglioso al Santo Padre. Questo è quello che noi vogliamo comunicare a tutti voi.